L'appuntamento di oggi con l'Associazione Donne Padane è curato e condotto dalla signora Antonia Berdocchi. Ciao Antonia, benvenuta. Buongiorno e buona Padania a tutti, grazie per l'ospitalità. Cari amici, oggi andremo alla scoperta delle origini di uno spauracchio infantile, il babau, e scopriremo che sono molto nobili. Quindi andremo sulle tracce del babau. Nel territorio cremonese ci sono molti spauracchi infantili, tra i quali la pesera, la gattacogna, i camandui, il bisbiloc, il lulo, la peterlenga e l'uomo nero e il babau, che ha finito per costituire un termine generale che li raccopa tutti. Il babau è un'area di diffusione molto estesa nel folklore italiano e anche europeo, in lingua d'oc in Francia. È un mostro immaginario che viene evocato per spaventare i bambini. È strettamente correlato all'uomo nero e all'orco delle fiabe. Le origini di questa figura non sono state studiate dalla cultura dominante, che ne sottovaluta l'importanza, però sono state fatte alcune ipotesi scientifiche. Ad esempio, secondo alcuni il babau potrebbe essere un retaggio dell'antico timore nei confronti dei saraceni, IX secolo. In questo caso la parola babau potrebbe derivare dall'arabo bavan. Un'interpretazione più diffusa lo intende invece come babau come onomatopeico, cioè ottenuto per raddoppiamento della tratta del cane o di altri animali. Noi invece vedremo come stanno le cose. Ecco, ho scelto di iniziare lo studio del babau per due principali motivi. Innanzitutto per dimostrare come questa figura, considerata una stupidaggine buona per ammansire i bambini, abbia un valore antropologico notevole, importantissimo, tale da contribuire a portare ad un riscatto nei confronti del disprezzo di cui è fatto bersaglio dalla cultura dominante. E inoltre per dimostrare il suo valore come prezioso fossile guida nello studio dei passaggi dal matriarcato al patriarcato, concetti che approfondirò sicuramente prossimamente se ne avrò lo spazio adeguato. E quindi ora vediamo. Intanto l'espressione babau è composta da due parole egizie, ed è come espressione in antico Egitto, nella lingua egizia esiste tale e quale. Le due parole sono ba e bau. Fin dall'antico regno, perché il periodo che va dalla terza alla sesta dinastia, 2700-2192 a.C., in molti testi riportano questa espressione del babau, perché è raffigurato il ba sotto forma di un uccello con testa umana, che a volte ha la fattezza del defunto. Lo studio di questa raffigurazione del ba ne ha rivelato la natura di anima esterna in grado di agire con la forza che le è propria nel mondo materiale. Questo carattere preciso ritorna nel plurale della parola bau, perché in lingua antica egiziana per fare il plurale si aggiunge una U e significa potenza. Il ba, al plurale bau, rappresenta gli agenti attivi esterni che li possiede e indica la manifestazione a distanza di un essere vivo, di un Dio, quella parte che può separarsi da lui e agire in altro luogo. E viene tradotto con potenza dagli studiosi, che poi è una problematica aperta. Comunque, è una delle anime, delle tante anime che gli egizi hanno teorizzato. Si tratta di un'evoluzione del concetto di anima esterna, che era stato estrapolato dal Taylor e dal Fraser, dalle concezioni del rapporto tra vivi e morti presso le culture indigene. È l'anima che compare durante il sogno, che può appartenere ad una persona, ad un animale o ad un oggetto esistente oppure defunto, non più esistente, e che sembra muoversi in un modo indipendente dalla volontà del soggetto che ne fa esperienza, nel sogno oppure durante la veglia, nelle visioni o durante la trance, o nella sensazione che un nostro doppio con la fantasia possa recarsi in luoghi lontani a compiere varie imprese, e in caso di pericolo può essere messo a sicuro in un oggetto protettivo, e questi aspetti sono stati studiati molto da Fraser. Ora il ba, secondo gli antichi egizi, fa parte di un sistema di diversi principi psicologici che informano la personalità. Per gli egizi non c'è un'anima sola come pensiamo noi, ce ne sono molte anime, e in questo è in sintonia con le più attuali tendenze della psicoanalisi. E queste anime sono il va, poi c'è l'Ak, che corrisponde al corpo, il Ka, che corrisponde al nome, il cuore, che corrisponde al carattere.
E il Ba è strettamente correlato con l'ombra, che è raffigurata come un uomo nero accanto al Ba in forma di uccello con testa umana, come vi dicevo. E questa raffigurazione l'ho messa nella pagina dell'evento e anche negli annunci, quando ho passato gli annunci, gli inviti. E subito notiamo il parallelismo iconologico e semantico della relazione fra Babau e uomo nero. È evidente che i due spregevoli spauracchi discendono da due nobili potenze divine. Intanto va precisato che queste concezioni non erano dogmatiche, ma si adattavano ai diversi contesti storici che si susseguivano nel tempo, tanto che, come nota il Traunecker, in epoca tarda l'ombra finirà per confondersi con i fantasmi e gli spiriti, ma potrebbe essere anche il contrario, che la concezione degli spiriti sia la più antica, è la più antica, e risale agli albori della caccia raccolta e sia conservata presso le classi subalterne, mentre le classi egemoni faraoniche avevano elaborato su di esso una complessa teologia che col tempo e con le successive invasioni e deculturazioni, opera soprattutto di romani e arabi, fu dimenticata è rimasta poi solo la cultura popolare, e quindi fino alla riscoperta avvenuta con la campagna d'Egitto di Napoleone. Questo espongo per introdurre la complessità della problematica dell'aggrovigliarsi delle stratificazioni culturali che hanno portato alla situazione patriarcale attuale, che ci rende tutti partecipi di molti interrogativi, come siamo arrivati a questo disastro. In proposito, la società egiziana potrebbe essere considerata per di transizione patriarcale, per la sua divisione in classi, la pretesa egemonica su altri popoli, il lusso e la corruzione delle sue classi egemoni, ma conservava forse impronte matricentriche come la matrilinearità nella successione al trono faraonico, il profondo rispetto per la donna, la sacralità degli animali, della natura e dei cicli cosmici. Tuttavia ciò che caratterizza il Babau è il disprezzo culturale in cui è decaduto, come ha potuto cadere così in basso. Probabilmente ciò è avvenuto quando le culture patriarcali sono diventate aggressive e devastanti. Dopo alcune invasioni pacifiche sono diventate devastanti e aggressive nei confronti di società che per difendersi poi da loro hanno dovuto passare dal potere matricentrico a quello matriarcale, cioè hanno anche loro strutturato la società secondo modelli classisti e militaristi. E allora è accaduto, come accennavo la volta scorsa, che le divinità matriarcali sono state deformate in spauracchi per bambini già a partire dall'antica Grecia, come Lamia, Baubò, Mormò, Carcò e Gorgò. Una traccia di ricerca di questi complessi personaggi potrebbe essere data anche da Bau o Baba. Bau o Baba è anche il nome di una delle più antiche dee sumere, il cui culto risulta pressoché esclusivo della città di Lagash e del territorio da questa controllato. È la sposa di Ningirsu, signore di Girsu, o anche di Zababa. Le sono stati dedicati templi a Girsu e a Lagash. Era figlia del dio Celoan e madre di due divinità maschili, Igalina e Sagana, e di 7 divinità minori femminili, in quanto dea della fertilità è signore dell'abbondanza, cioè Sagga. Nel periodo paleobabilonese è identificata con la dea guaritrice Inna, con la dea dell'amore Inanna. E teniamo presente che il più antico periodo sumerico è stato datato al 4500-3500 a.C., quindi siccome sappiamo che il potere matricentrico viene prima, il Babau originariamente fosse la potenza intesa al femminile. Quindi la dea Bau di Babilonia e dell'antica Fenicia era la dispensatrice di vita e appariva nella luce di ogni mattino. In era patriarcale fu trasformata in mostro dagli artigli di metallo. Altra figura femminile originariamente positiva era la Baba Yaga, che era un tempo la dea madre del folklore orientale, poi decaduta, terribile strega del folklore russo, e viveva nel covone del grano. La donna che la raccoglieva restava incinta, per cui era la dea della fecondità, del ciclo morte e rinascita del folklore russo. A proposito della Baba Yaga, la Gimbutas, una miniera per noi di informazioni su questo periodo, che così lo ha reso ricostruibile in gran parte, l'ha descritta come l'antica dea della morte e della rigenerazione della mitologia slava, che si è conservata nei racconti popolari e in forma degradata, cioè come strega. Concludendo, abbiamo cominciato a tessere collegamenti fra una trama e un ordito che si erano disciolti nella nebbia del tempo, ma disciolti non di certo in modo spontaneo, ma a causa di processi di deculturazione, e vedremo un po' meglio, li vedremo a partire dalla prossima volta.
processi di deculturazione, di impoverimento, di persecuzione della cultura inflitti dalle culture patriarcali a quelle matriarcali. E cominciamo a intravedere due direttrici di diffusione del Babao, una prettamente egizia, il Babao con la sua ombra uomo nero, che probabilmente si irradia nella pianura padana in epoca predinastica, ed una asiatica, la dea Bao dei Sumeri, vera Baba Yaga, che passando per la Russia, la Lituania, i Balcani, e chissà quante ricerche si potrebbero fare se ci fosse un po' di pace, raggiunge la pianura padana a partire dal secondo millennio probabilmente, diventa la strega, la pessera, la veccia. E ce lo conferma l'uomo nero chiamato Ombrone, cioè la testimonianza di un uomo nero chiamato Ombrone attestato sul territorio cremonese da un portatore di cultura orale intervistato da Agostino Melega, che è tra i più attivi ricercatori e interpreti del nostro folklore padano e del dialetto cremonese. E Melega ci ricorda che l'uomo nero è anche un valido collaboratore dei genitori nell'educazione dei figli, ruolo che ne rivela le origini iniziatiche che affondano nelle radici paleolitiche della caccia e raccolta insieme alla figura del Barbatus, pure studiato dal Melega. E adesso io, visto che c'è qualche minuto, approfondisco anche la questione della ninna nanna, che viene a confortare molte di queste nostre impostazioni di ricerca, perché questo discorso è collegato con quello della ninna nanna, perché in un gruppo di varianti della famosa ninna nanna, ninna o, un gruppo ne contiene due interessanti per il nostro discorso. Prima variante: ninna nanna, ninna o, questo bimbo a chi lo do? Lo darò alla Befana che lo tiene una settimana, lo darò all'uomo nero che lo tiene un anno intero. Ecco, l'uomo nero che lo tiene un anno intero. Lo darò al saggio folletto che lo rende uomo perfetto, vedete? Allora, originariamente non era per far paura che si dava all'uomo nero, che si minacciava, e non era una minaccia, era un premio, perché questo uomo nero, questi folletti erano gli iniziatori dei giovani, che prendevano i giovani dal villaggio, venivano consegnati bonariamente dai genitori in piena fiducia e venivano portati nella foresta per essere iniziati e diventare delle persone mature culturalmente, mature sessualmente, in grado di gestire i rapporti, relazioni familiari, sociali, ecologiche. Tutte queste istruzioni venivano date da questo figura possibile iniziatica. Nella seconda versione poi ce n'è un'altra interessantissima, ninna nanna, ninna o, questo cittino che lo do, lo darò al bobo nero che lo tenga un anno intero. Ecco, bobo nero vuol dire babao nero, vuol dire che abbiamo l'uomo nero associato al babao. È proprio un'impronta egizia, c'è poco da fare. E quindi le due varianti integrano il personaggio dell'uomo nero con quello del bobo bao bao, un'associazione prettamente egizia. E inoltre da alcune ricerche risulta che la ninna nanna, che tradizionalmente si canticchia ai neonati per fare addormentare, era una preghiera ad antichi dei babilonesi e sumeri a Inanna e Nanna. Inanna, divinità delle acque, della luna di origine sumera, figlia di Nanna, altro nome del dio della luna Sin, perché quando poi il patriarcato ha preso in mano la cultura lunare matricentrica è diventato il dio lunare, e corrisponde, Inanna e Nanna corrispondono alla luna e a Venere, quindi quando si invoca la ninna nanna si invoca la luna e Venere perché proteggono il bambino. Segnalo che la Commissione europea ha creato il progetto Lullabies of Europe, per raccogliere tutte le ninna nanne nelle diverse lingue della comunità per preservare il patrimonio culturale, perché ogni paese europeo ha la sua cultura di ninna nanne. Studi sulle ninna nanne dimostrano che la loro funzione non è soltanto quella di indurre un infante al sonno, ma offre ai bambini opportunità di crescita e di sviluppo e promuovere il rapporto affettivo genitori-figli, e quindi poi originariamente addirittura era una preparazione a quello che poi era il momento in cui veniva consegnato il bambino al mago iniziatore e alla maga iniziatica. E in queste testimonianze orali potrebbero costituire un'ulteriore prova della presenza nella Padania neolitica dell'integrazione fra comunità agricole provenienti dal delta egiziano e dalla Sumeria, diffuse contestualmente in altre parti d'Italia, nelle isole e anche in Europa, perché sono irradiati dappertutto. Ultima nota che chiude il cerchio di questa prima prospezione è l'osservazione dell'analogia di babau con babbo e papate e papà, sono la stessa cosa, con l'inglese baby, riferito al neonato. Baby allude alla reincarnazione dell'ombra dell'antenato nel nuovo nato, e baby e Pepi è nome di Faraone.
E Bevi e Pepi sono la stessa cosa ed è anche cognome italiano Bevi. Ma riapriamo subito questo cerchio la prossima volta, perché niente è casuale nella cultura popolare di tradizione orale, niente è privo di importanza. Non sono stupidaggini, ma importantissimi documenti della vera storia umana che possono aiutarci a riscrivere la storia bugiarda scritta dai vincitori patriarcali che sono stati capaci solo di innescare processi di deculturazione. C'è anche il progresso, l'unico progresso è quello tecnologico, però che si capisce bene che si è asservito alla mercificazione, alla globalizzazione, al militarismo, alle guerre. Vediamo che la tecnologia è un enorme strumento di distruzione di culture, di habitat, e non si sa più adesso come risolvere questo enorme problema del collasso del clima. E proprio la deculturazione, per capire un po' come si sono inanellati questi processi, come ci hanno portato a questa tragedia, parleremo anche dei processi di deculturazione a partire dalla prossima volta, per chiarire insomma questo concetto a cui costantemente mi riferisco, e ovviamente va un po' approfondito, così ci intendiamo meglio anche il concetto di matriarcato, potere matricentrico, eccetera. Ecco, poi desidero ringraziare la nostra Presidente federale Silvana Morena per essersi presa a cuore la vicenda dei 30 serenissimi ingiustamente rinviati a giudizio, e per aver letto un appello nel corso della festa della Lega a Treviso il 21 ottobre scorso, e per essersi impegnata a portarlo in Consiglio provinciale a Treviso, con la solidarietà di tutte noi donne padane. Insomma, vogliamo esprimere questa solidarietà a questi serenissimi, questi patrioti che hanno creduto negli ideali identitari e si sono trovati in un mare di guai. Ecco, speriamo che si possano aiutare. Ecco, a questo punto non so se c'è qualcuno che vuole intervenire, altrimenti magari proseguiamo. Quanto manca? Abbiamo circa 6 minuti al termine della trasmissione, le nostre linee sono aperte e libere. Va bene, se qualcuno interviene volentieri vediamo di rispondere, ma intanto ora possiamo cominciare a parlare un attimo di questi passaggi: potere matricentrico, potere matriarcale, no? Si continua a parlare, ci sono tanti studi attuali su queste materie, si stanno svegliando gli studi perché ci sono anche gli strumenti per poter indagare in modo scientifico su queste epoche così lontane. Erano apparentemente irraggiungibili, ma insomma a partire dalla Gimbutas poi si sono sviluppati tantissimi studi sia in Italia che all'estero, e anche movimenti femministi impostati scientificamente, non cose velleitarie così, solo perché è giusto che noi ci difendiamo, certo che è giusto, però se noi mettiamo questa questo atteggiamento in mezzo agli altri, diventa un'opinione in mezzo alle altre e quindi viene poi sommersa da tutta l'ignoranza che ci travolge continuamente. Quindi ci vogliono strumenti scientifici per lottare, e ci sono. Quindi riprendiamo un attimo il chiarimento che sta portando, anche alcune volte portato, su differenza tra società matricentriche e società matriarcali. Società matricentriche erano molto diffuse nell'epoca della caccia raccolta, anche poi dell'orticoltura estensiva e dell'allevamento semibrado, perché prima c'è stata caccia raccolta, poi che sempre continua, ma poi c'è stato un periodo, che 10.000, 20.000, un periodo di allevamento semibrado e di orticoltura estensive, ed erano caratterizzate dal fatto che gli uomini riconoscevano spontaneamente le donne a un potere magico religioso, cioè il potere matricentrico non è un potere che le donne hanno acquisito con la violenza, ma è stato loro concesso, gentilmente concesso dagli uomini, perché si rendevano conto che le donne erano molto adatte a gestire la società, a dirimere i conflitti, e avevano una cultura che loro non erano riusciti ad acquisire, che dipendeva dall'intima relazione tra il ciclo mestruale e i cicli cosmici. Quindi le donne poi erano esperte in farmacopea di erbe medicinali, conoscenze astronomiche, attinenti appunto corrispondenza tra il ciclo mestruale e il ciclo lunare, soprattutto,
che implicano l'acquisizione di saperi matematici, anatomici, biologici, sul regno animale e vegetale e anche psicologici, per capacità di ritualizzare le tensioni psichiche dell'individuo e del gruppo, che nascono sempre, costantemente, e le tensioni ci sono, e bisogna continuamente queste tensioni disinnescarle, altrimenti esplode tutto. Infatti noi non le abbiamo assolutamente disinnescate, anzi le fomentiamo e quindi esplode continuamente tutto, una continua esplosione. E questo sistema socio-economico, ma nello stesso tempo anche politico-culturale, era autenticamente democratico comunitario nel vero senso del termine. Pensate anche ancora oggi presso talune comunità indigene dell'Africa che le decisioni si adottano con la totalità dei consensi, non è la maggioranza, è il 100% dei consensi, altrimenti si discute, si ragiona fin quando non si arriva a far capire il perché. Ed queste società erano in grado di ottimizzare queste relazioni ecologiche e sociali in modo da consentire un adattamento, il concetto di adattamento a lungo termine. Ma perché era considerato sacro tutto il cosmo, la vita stessa, la vita anche della specie umana, tutto sacro, e quindi si cercava di controllare la pressione della popolazione sull'ecosistema con una pedagogia di rispetto sacrale per ogni forma di vita. Con l'Neolitico poi si svilupperanno le prime società agricole. Le prime società agricole sono ancora matricentriche, perché poi gli indoeuropei, i popoli patriarcali, erano anche loro pacifici nei primi contatti. Ci sono stati millenni di contatti di mescolanze pacifiche che hanno dato luogo al dio del cielo che feconda la madre terra, a queste ideologie che per un po' hanno potuto convivere. Poi per ragioni che adesso non si possono spiegare, ma ci sono le spiegazioni, ma non c'è il tempo materiale per io, poi queste società patriarcali sono diventate estremamente violente. Ecco, le società matricentriche esistono ancora oggi e sono state censite e rivalutate a opera di molte studiose, tra cui per esempio Heide, Gertner, Abendroth. Voi trovate queste notizie sulle società matricentriche, matriarcali, sulla pagina del femminismo antropologico, e anche le copertine dei libri che si possono comprare. Per esempio questa studiosa ha scritto Le società matriarcali, vedete il titolo lo dice lunga, anzi sul fatto che anche in ambito accademico non si fa distinzione tra società matricentriche e matriarcali. In realtà si tratta di società matricentriche, perché quelle matriarcali, le società patriarcali le hanno distrutte. E quindi perché erano caratterizzati da un tipo di potere che era simile al potere patriarcale, era in risposta al potere patriarcale che stava invadendo e distruggendo, e quindi costruivano una risposta a queste prevaricazioni società patriarcali indoeuropee semitiche sulle precedenti società matricentriche. E le società patriarcali, quelle poi sono le più estreme, praticavano la divisione in classi, la schiavitù, lo sterminio di massa, e non si curavano né di controllare la pressione della popolazione sull'ecosistema, ma anche la incoraggiavano. Ricordate, crescete, moltiplicate all'infinito, insomma. E si dedicavano alle attività militaresche di rapina e sfruttamento di popoli e risorse, giustificandoli addirittura come prescrizioni divine, Ecco. Ricordate, Geova è Dio degli eserciti. I primi concetti di sterminio di massa li troviamo proprio nella Bibbia, con Giosuè che va a sterminare i popoli e si stermina tutto, e ci sono molte testimonianze. La donna era considerata un ostacolo a questi progetti criminosi e quindi costretta a umilianti forme di schiavitù domestica e sessuale. Di qui la sua demonizzazione e persecuzione. Signora Bertocchi, siamo in chiusura. Avrà il suo tragico come nella carcere streghe, cose di cui parleremo di questi passaggi. Va bene, allora io ringrazio per l'ospitalità, Padania libera sempre, viva i nostri serenissimi, e alla prossima. Avete ascoltato Donne Padane. Di cosa ho bisogno per il mio